La Nuorese continua a correre e a faticare agli ordini del tecnico Bernardo Mereu e del suo staff. Stamattina la preparazione precampionato, dopo una prima seduta svolta ieri nello stadio Froghieri, è proseguita nel campo scuola di Piazza Veneto, che ospiterà tutti gli allenamenti della formazione verde e azzurra. Tra i nuovi arrivati c'è l'attaccante camerunese Laurent Amasokka, classe 1980, che vanta un trascorso in Serie C2 con il Montichiari e un centinaio di presenze in Serie D, campionato in cui ha segnato 65 reti. Il bomber è stato ingaggiato proprio alla vigilia del raduno della squadra. Queste le sue prime parole in verde e azzurro. Laurent Amasokka, benvenuto a Nuoro. Grazie. Inizia una nuova avventura in questo club che si affaccia alla Serie D, insomma. Con quali obiettivi personali? Beh, io quando arriva una squadra come questa, una squadra molto blasonata, la conosco negli anni passati, ha fatto molto bene, so che qui la gente sono appassionata del calcio e questo è uno stimolo in più per me di cercare di fare bene per questa nuova stagione che inizia. Io per fare questa scelta è stato sicuramente tanti motivi, i motivi del presidente che mi ha fatto vedere subito che voleva fare un campionato bene e questo sono motivazioni in più per me per dare il mio piccolo contributo a questa società per poter fare un campionato eccellente. Le tue caratteristiche quali sono? Le mie caratteristiche sono tutto, non so dare una caratteristica, sono impotuto, ho fatto la prima punta, la seconda punta, l'esterno a destra, l'esterno a sinistra, ho fatto un po' tutto davanti, sai, l'importante per me è sempre di riuscire a trovare il modo per fare gol perché è quello che si richiede a un attaccante a qualsiasi posizione dove il mister ritenerà di farmi giocare quest'anno. Sicuramente chi mi conosce perché lui è uno dei primi che mi ha voluto a questa società e darò il mio contributo per poter fare il massimo di gol possibile insieme ai miei compagni di riparto.